Zero precipita nel giardino di un'abitazione a Trevignano, muoiono un 71enne, generale in congedo dell'aeronautica e la moglie, il sindaco, evitata una strage aperta. Un'inchiesta. Difficili operazioni di soccorso in queste ore per liberare un 40enne speleologo bloccato nella grotta della Pissatela a Monte di Malo, è stato colpito da una roccia. Intervento massiccio della polizia questa mattina attorno ad un condominio di Mestre dopo la segnalazione di colpi di arma da fuoco, ma è giallo sull'esito del blitz. Ci hanno detto di chiuderci in casa i testimoni. Circolare del Viminale dopo gli oltre 140 morti dell'attentato di Mosca rivendicato dall'ISIS. Massima attenzione per consolati, luoghi di culto, stazioni e aeroporti. Morto annegato nell'astico per cercare di recuperare il drone con il quale stava girando delle immagini. Tragedia questa notte ad Arsiero, vittima un 61enne. E tragedia nella notte a Scorzè, perde la vita in scooter a 42 anni l'imprenditore di Mogliano Michele Malenotti. La sua famiglia rilanciò il marchio di abbigliamento Belstaff. 64enne di Lozzo a Testino denunciato per aver sparato ad un cane con un fucile. A denunciare l'associazione 100% Animalisti. L'ho scambiato per una nutria, ha detto l'uomo. Nel pomeriggio in centro a Vicenza, corteo di centri sociali e associazioni contro la presenza del generale Vannacci in città per presentare il suo libro. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Tragedia nei cieli della Marca, un ultraleggero è precipitato questa mattina nel giardino di un'abitazione a Trevignano. Sono morti marito e moglie che si trovavano nel velivolo. Si tratta di Lanfranco De Gennaro, generale in congedo, e della moglie Lucia Bucceri, maestra in pensione. Si erano appena levati in volo. Poteva andare ancora peggio, dice il sindaco. Salva per miracolo la proprietaria della casa. Ero appena rientrata, che ho il terreno adiacente qua alla casa agricolo, e sono andata a fare alcuni lavoretti, che ho anche dei polli. E niente, sono appena rientrata e sento questo boato, mi affaccio fuori e non mi sono resa conto che era un aereo, un ultraleggero. Ho preso il telefono, ho chiamato subito il 118. Era appena rientrata in casa Michela Pellizzari quando un ultraleggero le è piombato in giardino, spezzando la quiete di un sabato mattina come tanti alle porte di Trevignano. La scena, visibile anche dalla strada principale, è tragica quanto surreale. La carlinga schiantata, la fusoliera quasi in verticale, le ali adagiate a terra. L'impatto alle 11 del mattino è stato così potente che non ha lasciato alcuno scampo a Lanfranco De Gennaro, 71 anni, e alla moglie Lucia Bucceri, 70, il primo generale dell'aeronautica in congedo, la seconda maestra in pensione. Una vita trascorsa tra Grado e Treviso. La coppia era decollata da pochi secondi dal vicino campo di volo San Gaetano, direzione Campoformido, a sud-ovest di Udine, quando qualcosa di irreparabile è successo a circa 40 metri di altezza. Quello della signora Pellizzari è il racconto di minuti interminabili. Accorrono anche i vicini. Li abbiamo visti accasciati con la testa per giù, non si vedeva la faccia perché i capelli li coprivano e niente, se pensava fossero... Non li abbiamo toccati perché in quelle condizioni era meglio non toccarli e aspettare che arrivasse i soccorsi. In vicolo Alpini arrivano uomini e mezzi, su M118 e vigili del fuoco. La mobilitazione è generale. Ho sentito che il medico ha detto annulliamo l'elisoccorso perché sono morti. Una scena davvero surreale. Una scena surreale. Nella mia vita non ho mai visto una cosa così. Le indagini portate avanti dai carabinieri vengono coordinate dalla procura. L'ENAC apre a sua volta un fascicolo, perdita di carburante, guasto meccanico, che altro, ogni ipotesi al vaglio. Di certo De Gennaro era un soggetto espertissimo. Sul posto anche il sindaco Bonesso, viste le modalità davvero poteva essere una strage. Io sono stato avvertito alle 11:20 che era successo da pochissimo dai vigili del fuoco, e che si sono comportati con grande professionalità come tutte le persone che sono arrivati qui per soccorrere in questo incidente veramente terribile. Nella tragedia c'è stata anche un po' di fortuna che non ha preso l'abitazione, che è veramente vicinissima dove c'è stato l'impatto col terreno. Poteva anche succedere qualcosa veramente di più grave. Mi dispiace tanto per loro, ma sono provata anch'io, anche perché, come vede,
è da stamattina alle 11 che siamo qua in balia di tutta questa cosa. Sull'origine della tragedia verrà aperta un'inchiesta. Intanto parla uno dei testimoni. Ad un certo punto si è come spento il motore, dice Gianni Pellizzari. A terra ci sono ancora tracce di carburante, non si esclude alcuna ipotesi. Stavo tagliando l'erba e sopra qua esattamente si è sentito l'ultraleggero, si è spento il motore, poi ha barcollato fino al tetto della casa e poi è sceso di là. Basta, si è sentito un boato, sì, non grandissimo però. Quindi lei ha sentito come se si fosse a un certo punto fermato il motore? Sì, sì, è fermato il motore, sì, esatto. L'elica si è fermata e basta, e poi è sceso barcollando. È una testimonianza precisa, quella del signor Gianni Pellizzari, forse tra i pochi ad aver assistito alla tragedia costata la vita al generale Lanfranco De Gennaro e alla moglie Lucia Buccieri. In questo angolo tra Trevignano e Montebelluna i residenti hanno una certa familiarità con gli ultraleggeri, le loro traiettorie e i loro rumori. Il campo di volo con l'inizio della primavera si riempie di appassionati. Siamo un po' abituati perché insomma sabato o domenica qualcuno parte sempre, allora siamo abituati, noi facciamo caso. Imponente la mobilitazione di soccorsi con i vigili del fuoco che hanno seguito ogni fase dell'emergenza fino alla circoscrizione esatta dell'area posta sotto sequestro. Siamo intervenuti da Treviso e Montebelluna e quindi abbiamo messo in sicurezza l'area perché c'era una piccola perdita di carburante e sul posto è intervenuta anche l'ARPA per le valutazioni di loro competenza, oltre che ovviamente il personale sanitario del 118 che era qui. È verosimile che la fuoriuscita di carburante sia dovuta anche all'impatto del velivolo al suolo. Dopo su quelle che sono le cause sarà la magistratura a seguito delle indagini a far luce su quanto accaduto. Sul posto anche Massimo Migni, presidente della vicina Aviosuperficie. Difficile sbilanciarsi di fronte a una tragedia tanto immane. Io non lo so proprio in questo momento cosa sia successo di preciso, stiamo andando proprio dai carabinieri, ecco. Quindi non posso lasciare niente. Può essere successo di tutto. Di tutto. Le uniche persone che possono saperlo sono il pilota stesso. In questi casi, se non ci sono testimonianze visive, si può fare qualsiasi ipotesi. Incidente all'interno della grotta della Pissatela a Monte di Malo nel Vicentino, che si trova ad una profondità di 70 metri al di sopra del Buso della Rana, una rete di tunnel sotterranei che si estende per 40 km. Un pezzo di roccia si sarebbe staccato da una parete ferendo un uomo di 40 anni che stava effettuando un'escursione assieme ad altri due amici che sono riusciti a dare l'allarme uscendo dai cunicoli ed indicando il percorso per raggiungere il ferito. Pare che l'uomo sia rimasto a lungo incosciente. Sul posto sono state fatte arrivare le squadre dei soccorritori. Il luogo dell'incidente dovrebbe trovarsi a circa 45 minuti dall'ingresso. Sull'infortunato si sta portando una squadra sanitaria. In raccordo con la prefettura è stata data l'autorizzazione all'esplosione di microcariche per poter raggiungere in maniera più agevole il ferito. Al proposito sono stati allertati anche gli speleologi di Verona, esperti in queste operazioni. Una volta valutate le condizioni del quarantenne sarà decisa la modalità di trasporto, che potrebbe richiedere anche lunghe ore qualora sia necessario imbarellarlo. Si presume che non prima di domani mattina verrà estratto dalla grotta. A Mestre ora con momenti di paura stamane in un condominio nel quartiere della Gazzera. La polizia è intervenuta dopo che erano stati segnalati degli spari, ma è giallo sull'esito dell'operazione. Sentiamo. Una vasta operazione di polizia, sulla quale mancano per ora comunicazioni ufficiali, ha sconvolto per un paio d'ore la tranquillità di via Perlan in zona Gazzera a Mestre. Sono circa le 10 di mattina, quando poco dopo che era rimbombato il suono di 3 colpi, secondo alcuni di arma da fuoco, il condominio al Civico 19 viene circondato da un dispiegamento di forze che qui non si era mai visto. Si parla di una decina di volanti e di un paio di camionette. Un elicottero sorvola la zona. Assieme alla polizia arrivano ambulanze e vigili del fuoco. La strada rimane chiusa per un paio d'ore. Poi c'è la smobilitazione. Andrea Fusati, consigliere di municipalità di Chirignago e Zelarino, abita di fronte. Verso le 9:15, 9:30 ho sentito 3 colpi. Io ero in soggiorno qua. E
Ho detto a mia moglie, non mi sembrano petardi questi. Ho guardato anche, ma non ho sentito gridare, non ho visto gente correre, scappare, fare cose come, quindi ho detto boh. Poco dopo però la piccola strada si riempie di polizia. Sceso giù e i carabinieri mi hanno detto entra dentro che siamo chiusi in sicurezza e ci abbiamo messo un po' di paura, niente di che. Aveva sentito qualcosa degli Ho spari? sentito qualche colpo però, ma non so se è uno sparo o uno sportello chiuso, può essere qualunque cosa. Ha avuto paura? Un po' di preoccupazione l'abbiamo avuta tutti quanti, niente di Si è che. chiusi in casa e li aspettava. Basta, abbiamo aspettato. Un'attesa vissuta con preoccupazione che si è protratta per circa 2 ore. Chiusi negli appartamenti, i residenti non possono far altro che aspettare. Sparatoria hanno detto, due colpi da sparo, ma non si sa niente, non si è capita bene neanche la scala giusta qual era, perché se di qua se di là non ci hanno detto nulla. I ha preso tutta a casa e ha guardato per tutti gli appartamenti. Hanno controllato tutti gli appartamenti? Tutti gli appartamenti. Non sapevo niente perché ero a fare la spesa e sono arrivata adesso. A mezzogiorno la via sta lentamente tornando alla normalità e in diversi iniziano a parlare di un possibile falso allarme. Ho sentito l'allerta, io abito qui vicino, quindi ho voluto venire qua di persona per verificare. Dalle testimonianze che voi avete raccolto, più persone hanno sentito 3 colpi dalle 9 alle 9:30, colpi che sembravano da sparo, quindi probabilmente è partita subito l'allerta alla Polizia di Stato e con i protocolli sono intervenuti. È stato disposto dal Viminale un ulteriore innalzamento delle misure di sicurezza su una serie di luoghi sensibili a seguito dell'attentato avvenuto al Teatro di Mosca, dove un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione in una sala da concerti aprendo il fuoco sugli spettatori con un bilancio di oltre 140 morti, un attentato rivendicato dall'ISIS. Particolare attenzione viene dedicata ai luoghi di preghiera, in particolare sinagoghe, ambasciate ed hub principali dei trasporti come stazioni e aeroporti. Ancora cronaca, incidente nella notte tra Scorzè e Zero Branco, a perdere la vita un noto imprenditore 42enne di Mogliano Veneto. Via Drizzagno, ore 3:40. La perdita di controllo improvvisa dello scooter all'altezza della rotonda che spezza la strada tra Scorzè e Zero Branco. Ha perso la vita sul colpo Michele Malenotti, 42 anni, figlio di Franco Malenotti, famiglia che aveva rilanciato la Belstaff, noto marchio di abbigliamento con sede a Mogliano. Ancora in fase di accertamento le cause della tragedia, ma secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe un malore all'origine della fuoriuscita di strada. Malenotti stava percorrendo il Drizzagno da Scorzè in direzione Mogliano Veneto, dove viveva, quando ha perso il controllo dello scooter e, mancando così la curva d'entrata della rotonda, è finito contro il muretto dell'isola di traffico. Un impatto violento che ha sbalzato l'uomo fino al centro della rotonda. Ancora evidenti i segni dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SUEM 118 che però non hanno potuto che constatare il decesso del 42enne. Michele Malenotti, dopo il 2012, anno in cui la famiglia aveva ceduto la Belstaff, era diventato AD del marchio Matchless, azienda di abbigliamento e e-bike che ha sedi tra Milano, Treviso, Londra e Monaco. Un mestiere che lo aveva portato a girare il mondo e incontrare personaggi come Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Con loro le foto esibite sui social, dove il giorno dopo la notizia della sua morte si susseguono messaggi di cordoglio di amici e conoscenti, a cui si unisce anche quello del sindaco di Mogliano, Davide Bortolato. Conoscevo il padre, un imprenditore importante con una ditta anche che ha fatto successo. Io faccio le condoglianze a tutta la famiglia, ho saputo di questa tragedia. Il marchio Belstaff per Mogliano che cos'è? È un marchio che ha fatto lavorare tantissimi moglianesi, poi negli anni ha subito delle evoluzioni e comunque la famiglia Malenotti continuava a lavorare nel settore dell'abbigliamento con l'impiego di tante persone moglianesi. Tragedia questa notte ad Arsiero, è stato trovato nel fiume il corpo senza vita di un 61enne operatore di droni. Secondo le prime ipotesi sarebbe entrato in acqua per recuperare appunto il drone con cui stava girando delle immagini.
Tragedia sull'Astico. È stato trovato senza vita stanotte nelle acque dell'Astico ad Arsiero dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco il corpo dell'uomo di cui non si avevano più notizie da ieri pomeriggio. La vittima, Giancarlo Busin, operatore di droni 61enne del posto, si presume si fosse recato in Contrapria nelle gole del torrente per girare delle immagini quando l'apparecchio sarebbe finito in acqua. L'operatore, secondo le prime ricostruzioni, per recuperare il drone si sarebbe parzialmente spogliato entrando in acqua per recuperarlo e potrebbe aver accusato un malore. L'allarme è scattato dopo il ritrovamento sulla riva dell'Astico del comando remoto del drone e degli indumenti dell'uomo. Le ricerche sono iniziate poco prima delle 21 e terminate alle 2:30 con il rientro delle squadre. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Schio, Vicenza e i sommozzatori di Venezia. Il corpo, privo di vita, è stato ritrovato a 8 metri di profondità. Presente sul posto anche personale del soccorso alpino che ha collaborato alle operazioni di ricerca dell'uomo. Le cause del probabile incidente sono al vaglio dei carabinieri. È stato denunciato e rischia una pena da 4 mesi a 2 anni di carcere l'agricoltore che ieri a Lozzo a Testino ha colpito un cane a colpi di fucile uccidendolo. Aveva appena 1 anno il pastore australiano, morto dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di fucile, forse 5, in aperta campagna lungo l'argine del canale Bisatto a Lozzo a Testino. A registrare il video sono stati 2 cicloturisti che nel tardo pomeriggio di venerdì, dopo aver sentito alcuni spari provenire da un campo agricolo, si sono fermati notando quasi subito l'animale senza vita, come conferma Paolo Mocavero, portavoce di 100% Animalisti. Passavano queste persone, hanno visto sto qua dal trattore che ha preso il fucile e ha sparato a questo cane. E sono rimaste allucinate, hanno cominciato a riprendere, ovviamente il trattore dopo è andato via per gli affari suoi, questo è scappato via, dopo hanno avvertito la proprietaria del cane e sono arrivati prima i vigili, la polizia locale. E dopo praticamente sono arrivati i carabinieri che hanno sequestrato il fucile di questo tipo qui. Allertato il 112, i carabinieri forestali hanno raccolto alcune testimonianze e individuato il possibile autore, un agricoltore del posto. In casa sua i militari hanno sequestrato un fucile da caccia calibro 12. L'uomo, un 64enne, ha ammesso le sue responsabilità dicendo agli investigatori di aver scambiato l'animale per una nutria. L'agricoltore è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di uccisione di animale. I resti del povero cane, amatissimo dalla sua proprietaria, sono attualmente in custodia presso l'ULSS 6. I veterinari hanno confermato la presenza di alcuni fori compatibili con l'utilizzo di un fucile da caccia calibro 12 e si attendono ora le decisioni dell'autorità giudiziaria. Contro quanto accaduto nei prossimi giorni, il movimento 100% Animalisti annuncia un sit-in di protesta. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, ancora cronaca dal Padovano, nessuna certezza ancora, ma potrebbe esserci l'ombra del dolo nel devastante incendio che la scorsa notte ha distrutto 5 furgoni, danneggiandone gravemente altri 6 nel parcheggio di un capannone a Vigonza. Prima alcune esplosioni, poi le fiamme divampate alte nel cuore della notte poco dopo le 2 in questo parcheggio utilizzato da diverse aziende di trasporti conto terzi in via Trevisan nella zona artigianale di Peraga di Vigonza. A far scattare l'allarme un cittadino preoccupato che ha immediatamente chiamato i numeri di emergenza. Il bilancio alla fine è pesante, sono ridotti a poco più che rottami 5 furgoni che erano fermi, degli pneumatici sono rimasti solo dei filamenti, gravemente danneggiati altri 6 furgoni che si trovavano nell'area. Le fiamme, domate e circoscritte grazie all'intervento dei vigili del fuoco, sono partite da un container adibito ad ufficio nella zona del parcheggio occupata da un'azienda toscana, la Madilo, con sede a Pistoia, che fa trasporti anche per il colosso Amazon. Sulle cause stanno indagando i carabinieri che in mattinata hanno condotto a lungo dei rilievi sul posto. Tra le ipotesi più accreditate quella dolosa, viste le modalità e la rapida propagazione delle fiamme. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, che assicura: manterremo alta l'attenzione sull'area.
A Vicenza ora oltre 200 nel pomeriggio a protestare al grido "Fuori Vannacci da Vicenza", centro storico blindato per la manifestazione indetta dai centri sociali, il cui fulcro è stato il teatro Astra, dove il generale Vannacci ha presentato il suo secondo libro, presenza che ha scatenato polemiche tra i movimenti di sinistra scesi in piazza. Massiccia fin dalle 15 la presenza delle forze dell'ordine che hanno presidiato il corteo snodatasi da Piazza Castello Piazza Matteotti per poi proseguire verso il teatro, guardati a vista dalla polizia. Alcuni li avete visti poco fa nelle immagini con un gommone, hanno guadato il retrone per avvicinarsi ed esporre uno striscione di protesta a pochi passi dagli agenti. Un paio di manifestanti sono saliti su una gru in piazza Chiericati. Non è esclusa in futuro la realizzazione di una terza corsia per la Pedemontana, lo ha detto oggi il governatore del Veneto Zaia, annunciando la data di apertura dei 2 collegamenti con la A4. Sentiamolo. Il 3 maggio sicuramente, a meno che non ci siano dei micro spostamenti, dovremo aprire i due collegamenti verso Milano e verso Venezia, e quindi non si uscirà più dalla Pedemontana ma si andrà direttamente in A4. Lei ha detto che in futuro addirittura si potrebbe pensare a una nuova corsia. No, io dico che in futuro, non me ne occuperò di certo io, ma in un futuro che sarà in là nel tempo sicuramente questa sarà un'infrastruttura molto percorsa, perché la storia di queste nuove infrastrutture vede sempre una decina d'anni di assestamento, di conoscenza da parte dei viaggiatori, dopodiché diventano itinerari consueti e verranno sempre più frequentati. Immagino che 2 corsie non saranno sufficienti. Sarà aumentata rispetto alle stime iniziali la capienza di Piazza San Marco per la messa del Santo Padre domenica 28 aprile. Inizialmente le valutazioni sembravano essere più rigide e avevano ipotizzato una capienza massima di appena 4.000 posti per la messa che Papa Francesco presiederà in Piazza San Marco a Venezia domenica 28 aprile. Invece potranno essere di più i fedeli accolti in piazza. Vela, braccio operativo del Comune, sta curando la logistica in accordo con le disposizioni del Patriarcato di Venezia e della Casa Pontificia con la Prefettura Pontificia. Fa parte di questa cabina di regia anche Fabrizio Doria, direttore di Vela. Sopralluoghi con la Santa Sede, con la Prefettura Pontificia, e ora avremo una serie di riunioni di approfondimento, però si lavora per una messa in Piazza San Marco, quindi ci si sta coordinando con la Direzione Lavori Pubblici per arrivare pronti all'appuntamento del 28 aprile. Subito dopo Pasqua dovrebbe essere tutto definito. Penso che immediatamente dopo Pasqua sarà il momento ufficializzato, però le modalità comunicative saranno poi concordate con la Prefettura Pontificia, la Curia Patriarcale e il Comune di Venezia. Gli spostamenti del Santo Padre avete un po' parlato. Questo sono oggetto di continui riunioni con la Prefettura di Venezia, che coordina tutte le forze dell'ordine. Venezia ha una grande tradizione di ospitare eventi internazionali, ha già ospitato delle visite del Santo Padre. Il palco, dove verrà posizionato l'altare per la messa, non sarà lo stesso dei concerti. Il palco del Papa verrà montato subito dopo Pasqua, dal 10 aprile circa, sarà operativo il 28 aprile. Una parte dello stesso verrà utilizzato per le lauree di Ca' Foscari, per la cerimonia delle lauree il 30 aprile, e poi verrà smontato. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Tempo tutto sommato buono sul nostro territorio, con clima molto mite e gradevole. Il dettaglio di domenica 24 marzo. Sul Veneto avremo prevalenza di sole con cielo sereno e con qualche nube qua e là, e con locali temporali possibili sui rilievi. Quota neve attorno ai 1200-1300 metri. Temperature in contenuto calo, minime tra 3 e 9 gradi, massime tra 13 e 17 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà in genere poco nuvoloso e non è esclusa la possibilità dal pomeriggio di qualche rovescio sui monti. Temperature minime tra 3 e 9 gradi, massime sui 14-15 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove in cielo si alterneranno sole e nubi. Temperature minime sui 2-3 gradi, massime intorno ai 15. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.